costruzione del discorso politico in certa dimensione di sinistra, nel momento in cui non c'era questa frammentazione così evidente, si collegava anche a quel discorso che veniva detto il diritto di fuga. Che cosa significa l'idea politica che fosse appunto un diritto alla possibilità di cambiare la propria soggettività e quindi anche una mobilità reale attraverso i paesi, la possibilità di essere in un altrove sia simbolico che reale, politico, eccetera, e anche in termini di cittadinanza, in cui si costruiva anche una dimensione, come dice nell'ultimo testo che è appena uscito, Negri, appunto del comune. Ecco, l'idea di rivendicare un diritto di fuga, quello che anche era l'immagine di un soggetto migrante che nello sguardo del percorso esistenziale dei migranti che attraversano il territorio europeo, lo spazio europeo, e questo diritto è tolto. Il senso quasi positivo che nella costruzione politica veniva data al termine anche clandestino è totalmente deprivato in una dimensione completamente drammatica. Allora il tempo della progettazione del sé, anche fin dagli elementi basilari, cioè la possibilità di immaginarsi un futuro altrove partendo da una situazione impossibile da accettare in precedenza, e lo spazio dello sguardo che va verso il futuro viene sempre più stretto all'interno di un tempo che è quello, il tempo compresso del puro presente, che è un tempo, come veniva appena detto, insomma, un tempo della solitudine. Allora, nei luoghi della elaborazione sociale collettiva, come possono essere, come sono stati finora, insomma, le scuole, le istituzioni, i sindacati, ma anche appunto i luoghi dell'elaborazione del privato. Io tra l'altro lavoro nel privato e mi accorgo che i contesti lavorativi si stanno sempre più privatizzando, ne vedo le stesse logiche. Se parliamo della scuola, la condizione costantemente precaria degli insegnanti spinge ad adottare una logica di intervento, di competizione, che è chiaramente quella della dimensione aziendale, quando è possibile. E così come anche all'università. Io insegno un master che si regge con i contributi dei singoli studenti, quindi di fatto deve, per vivere, giocare sui contributi privati, deve cercare di costruire un'ottica che partecipare a un certo spazio, a un certo momento di formazione possa essere utile dal punto di vista del singolo privato. E appunto nella scuola c'è i precari che ci lavorano. Mi chiedo sempre più come possano essere anche nei consigli di classe degli attori, dei soggetti politici nelle decisioni da cui vengono sostanzialmente sommersi. Viene a crearsi quindi una forma di conflitto permanente che va a toccare vari livelli, vari piani di quello che potrebbe essere invece la costruzione di uno spazio collettivo. E allora nessuno è fuori, cioè nessuno può chiamarsi fuori, nessuno può ritenersi a un livello di, come dire, salvezza. È chiaro che a livello di legislazione, magari poi possiamo anche un po' parlarne, a livello di legislazione si va a colpire quelle che sono da una parte le dimensioni più sensibili, che sono appunto la scuola, la sanità, e quelle dimensioni che in qualche modo si toglie il pezzettino più alla base per rendere più fragile, come dire, la struttura. E
vedrete appunto nel film come nella scuola c'è il tentativo di creare una dimensione di lotta a fronte appunto di una privazione di diritti. Viene detto che ci deve essere un coinvolgimento fortissimo dei genitori con gli insegnanti, cioè questo tipo di discorso genitore e insegnante, questo nuovo dialogo che deve essere creato ad esempio all'interno delle scuole, è l'immaginazione di qualcos'altro, di qualcosa di nuovo, di cui tutti noi in qualche modo dobbiamo come dire, farci carico. Il rapporto genitori-insegnanti, il rapporto genitori-alunni, studenti, il rapporto studenti-alunni con i genitori. E allora qui per concludere, magari un attimo lasciare la parola a voi con qualche domanda. La scuola che vedremo è una scuola di Roma che si è caratterizzata, una scuola elementare, che si è caratterizzata per il fatto di cercare di aver costruito, come dire, una dimensione di collaborazione appunto fra tutti questi soggetti coinvolti, sia in termini pedagogici, sfruttando appunto il tempo lungo, il tempo pieno, quello che io quando ero piccolo praticamente non sopportavo. Il tempo pieno è un tempo pieno di simbolico, cioè vedrete, viene detto che è anche la possibilità di un reale apprendimento della lingua da parte di giovanissimi che arrivano qui da paesi stranieri, perché è il tempo in cui è possibile ad esempio la manipolazione. Questi sono ragazzi delle elementari, il teatro, tutte forme di espressione artistica che magari non verbali, che però permettono l'ingresso della parola e quindi l'apprendimento anche con una rapidità sorprendente. Quindi c'è bisogno, come dire, di un tempo pieno, un tempo lungo per creare uno spazio comune. Il tempo pieno che viene sottratto immediatamente attraverso questi tagli massicci, insomma, va a coinvolgere quello che è poi invece il tempo futuro, cioè come dire, se si toglie il tempo pieno adesso si sta togliendo un tempo futuro, un tempo di progettazione continuativo. È il tempo del riconoscimento della cittadinanza per i figli di immigrati, i cosiddetti di seconda generazione. Come voi sapete, anche chi è nato in Italia nel tempo di pochi giorni non viene registrato, insomma, deve aspettare 18 anni per chiedere il percorso di riconoscimento della cittadinanza, poi con tutti i limiti che magari, se vogliamo, possiamo approfondire. Dopo i 18 anni un ragazzo deve decidere se lavorare o cercare in tutti i modi di continuare a studiare, quindi anche la dimensione di costruzione di sé attraverso lo studio e il lavoro è legato a questo spettro di un permesso di soggiorno per un ragazzo che si sente totalmente italiano, che è una dimensione completamente diversa di pensarsi rispetto a quello che hanno vissuto i ragazzi, come dire, la prima generazione. Cioè, la lotta del riconoscimento della cittadinanza attraverso soprattutto anche il lavoro, il riconoscimento anche della propria dimensione politica e sociale grazie al lavoro, porta anche a una forma di, non diciamo conflitto, però come dire, di dialettica tra i padri e i figli, tra la prima e la seconda generazione. I migranti che vivono in Italia stanno utilizzando anche gli strumenti come i blog, non solo per come dire, rivendicarsi, ma proprio per dare una narrazione di sé e quindi anche per diventare anche un gesto artistico di costruzione collettiva.